Buon pomeriggio a tutti e buon Buon, Ferragosto. buon pomeriggio a tutti, buon Ferragosto, siamo ancora qui il De Gara, Marietto Veneziano, per voi, non vi abbiamo abbandonati, so che molti vorrebbero uscire, ma noi siamo qui e vi abbiamo praticamente... E dovete stare qui, scherziamo ovviamente. Potete seguirci anche dai cellulari sulla spiaggia se vi fa piacere. Noi non vi abbandoniamo anche se siete sulla spiaggia, Marietto Veneziano e Ilde Garda o Ilde Garda e Marietto Ci Veneziano sono sono, qui per voi. Ilde, puoi pure iniziare a raccontare un po' praticamente gli appuntamenti di questo mese che verranno. di questo mese cominciamo con una settimana, va? Allora, la prossima settimana, perché ormai con questo pomeriggio concludiamo la settimana in corso, la prossima settimana comunque ci ritroviamo lunedì sera alle 21:30 sul mio canale YouTube, alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano mercoledì, dunque saremo insieme di nuovo con le doppie risposte e venerdì sera alle 21:30 sul mio canale YouTube e infine di nuovo sabato pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque non temete, saremo ancora presenti, vi faremo ancora compagnia, passeremo ancora del tempo insieme. Dunque se anche non riuscissimo a rispondere a tutti oggi per qualche ragione, comunque abbiamo altri appuntamenti nel tempo. Benissimo, a proposito di rispondere alle domande, vi spiego un pochino, ma molti di voi sono già degli affezionati, degli abitué del nostro canale, altri probabilmente ci vedono per la prima volta, dunque mi soffermo un attimo a spiegare come porre la domanda qui con noi, altrove ci saranno altre regole, qui da noi vi chiediamo di, scusate, ho abbattuto l'auricolare col microfono, qui da noi vi chiediamo di mettere il vostro nome e la vostra data, la domanda precisa a cui volete una risposta e se ci chiedete di controllare su qualche altra persona, cortesemente dovete mettere anche il nome e la data della persona di interesse. Bene, detto questo, anche la domanda deve essere formulata in modo chiaro, per chiaro significa che preveda un sì o un no come risposta, non una doppia opzione, perché è difficile poi poter discernere o rispondere a una delle due. Dunque scegliete una domanda che possa essere risposta col sì e col no e poi approfondiremo con le sibille. Benissimo Marietto, allora io direi salutiamo gli amici Ma intanto che sì, sono salutiamo i collegati. nostri amici. Io ti ricordo che alcuni magari non li vedo perché ho il doppio monitor e vedo su come se fosse... Quindi magari tu saluterai qualcuno e molto probabilmente io non lo vedo. Va Iniziamo. bene, io saluto quelli che appaiono diciamo sul portale che noi usiamo per le dirette, dunque saluto Chiara, saluto Anna, saluto Liana, Ciao Chiara, ciao ciao Diana, Elena, ciao ciao Elena, Daniela, ciao Daniela, Marina, ciao ciao, Eleonora, ciao ciao Carmela. Carmela, ciao Rosemary, ciao Tonia, ciao Annalisa, ciao Rossella, ciao di Marina forse l'avevo già salutata, anche Rossella, Maria. Eleonora, Mary della Notte, ciao, e Nadia, ciao Lucy, Lucy, ciao, buon Ferragosto anche a te, ciao Chiara, bene, benissimo. Allora, intanto ci sono loro. Però Ilde, ti volevo dire una cosa prima di Dimmi. iniziare. Se c'è stato qualcuno che mi ha scritto su Face o anche sul, come si suol dire, sul mio canale perché non tolgo la mascherina. Io quando fanno queste domande, l'ho già spiegato, blocco, blocco, quindi se qualcuno vuole continuare a fare delle domande gratuite su o il tubo o su Face deve adeguarsi ai metodi del Marietto. Se non vuoi vedere la mia mascherina, gira a largo, che ci sono tanti guru che vogliono farsi vedere sui piedistalli. Il mio stile è questo, quindi ho già bloccato 3 persone oggi, quindi cioè chi vuole continuare a seguire il Marietto non deve fare domande, perché ho già spiegato in varie pillole perché metto... Non domande su di te, se vogliono seguirti facciano le domande su di loro, perché siamo qua per rispondere a loro e non Esatto, non dei fatti nostri. Vabbè. esatto.
Andiamo avanti, bene. Benissimo, allora abbiamo la prima domanda, cosa ne dici? Cominciamo a rispondere? Io penso proprio di sì perché c'ho il pendolino che è caldo, un Mh. ferragosto caldo. Via. Va bene, allora rispondiamo a Chiara per cominciare. Sì, Qui c'è scritto dunque: Chiara, 9 settembre '75, sì. Andrea gennaio '74. Vabbè, manca il numero del giorno di gennaio, ma non importa, mi contatterà, è possibile vedere i tempi, grazie. Mh. Allora, come si chiama lui scusa? Andrea, Andrea del '74? sì, gennaio del Mh. '74. E lei invece di che anno è scusa? Chiara? Chiara è 9975. Penso che lo contatterà sì. Mh. Penso di sì, ci sarà un piccolo ma anche un contatto deciso, da come vedo il pendolino. È andato subito per Perché un sì, senza tanto tergiversare, sai, senza è un sì piuttosto non è un sì complicato, no, è un sì, mh-mh. deciso, corposo, un sì che viene dal dentro. Prova un po' È con le scappata questa, è la carta della gelosia. ai, 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 ai. Allora, vediamo un pochino se Andrea contatterà Chiara. Marietto, dimmi tu quante carte? E abbiamo tante domande, quindi tanta carne al fuoco per Ferragosto, almeno questa domanda 5. 5 per Va essere bene, perché perfetto, sennò va tutti gli bene, altri che eventualmente certo. sanno che c'è il tuo numero di telefono se vogliono contattarti per un Va consulto bene, grazie. privato. Allora, vediamo se Andrea contatta Chiara. Per ora sembra proprio che sia distante, ma con la carta della costanza. Sì, il contatto ci sarà, non ci vorrà neanche molto. Probabilmente lui non sta tanto bene, moralmente intendo, è un po' giù. Comunque, probabilmente per questioni qualche cosa da fare, perché c'è la donna di servizio, son sempre le cose che dobbiamo fare, le attività, gli impegni che abbiamo. Dunque, probabilmente per una di queste ragioni, che comunque causa non poche apprensioni o comunque delle emozioni molto forti, ci sarà questo contatto. È un po' così, però non parte proprio con un sprint positivo. Mh-mh. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo Anna. Anna, sì, Anna Massaro. Dice Anna Maria, vorrei sapere se Domenico mi chiederà un incontro in questi giorni. Lui 19 marzo 66, Anna Maria invece 19 maggio 67. Allora, questa la leggo bene di domanda, vediamo se Anna Maria avrà una chiamata, no, un incontro con Domenico. 'Sto Domenico è un pochettino Mh. mh, almeno oggi no di sicuro. Vedi com'è è l'indeciso, io vedo che è un pochettino indeciso, un attimino in questi non è detto che non la contatterà mai, però diciamo che in questi giorni, il pensiero c'è, però alla fine magari un po' timidino. Guarda un po' quelle carte, Allora, intanto dico soltanto una cosa al volo, c'è Diana che ha scritto, mi scriverà. Allora Diana, la tua data, il tuo nome se è quello, altrimenti il tuo vero nome, e il nome e la data di lui, altrimenti non siamo in grado di risponderti. sì, esatto Diana, lascia stare, non fa neanche queste domande, perché vedi che gli altri le hanno fatte in modo completo e queste cose qui sono un po' da baraccone Diana, lascia stare. Allora, vediamo dunque se Domenico le chiede un incontro in questi giorni, perché poi lei ha specificato anche il tempo. Ciò non significa Esatto, dunque sì. anche col pendolino che sia un no anche in seguito, perché lei ha Esatto, io ho specificato fatto in questi giorni. Noi rispondiamo bravissima. alle vostre domande, ok? Dunque, vediamo se Domenico 19 maggio 67, no, 19 marzo 66 lui,
si chiederà ad Anna Maria un incontro in questi giorni. No, in effetti in questi giorni no, sembra proprio che sia bloccato, ci siano delle cose, forse una qualche situazione che lo impensierisce parecchio e in questo momento non è proprio per la quale è fermo, è bloccato e tra l'altro un pochettino freddo ancora, dunque c'è speranza per il futuro però, da quel che si vede. Sì, 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 sì. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Elena. Sì. Allora, vorrei tanto sapere se ci sarà un ricontatto o devo smettere di aspettarlo. Antonio, 13 novembre 74, Lucia, 12 ottobre 74. Sì, vediamo un po' se questo Antonio deve insomma, se arriva prima o poi oppure... Vediamo se lui più che prima o poi, vediamo se la ricontatta. Così... Aspetta che mi sintonizzo sulla sua scena. Dite che questo Antonio del 74. Ed è Coccio. Elena, se fossi in te, questo è Coccio. Lei si chiama Lucia, sì. Scusa, ha visto? Sì, perché il nickname è diverso. Sì, tanto per... non è Certo, comunque ci rivolgevamo a lei. Allora, Lucia. Certo. È difficile per il momento. Vediamo se Antonio ricontatterà Lucia. 5 carte. Allora, ma lui è in viaggio? Mi sembra che in questo momento lui stia molto bene. Comunque è un esito, diciamo, non c'è una carta di ricontatto vera e propria, però è un esito favorevole. Sembrerebbe comunque che lui in questo momento stia bene e sia in viaggio, veramente a divertirsi da qualche parte. Però, vediamo perché non so, le carte a me sono risultate positive, anche abbastanza. Cara, Però perché non approfondiamo allora? Per il semplice fatto che così, se no il pendolino dice che è decoccio, le tue carte dicono che è in viaggio. Scendiamo nei dettagli, scendiamo nelle viscere, andiamo in fondo, scaviamo sul fondo del barile. Fondo del barile. Allora, come abbiamo visto c'è questa linea che... Che linea! Sì, mi hai spaventato, sai? Non mi aspettavo quel verso. Allora, abbiamo una linea piuttosto favorevole dove parla appunto di un qualcosa che comunque sembrava andare in modo piuttosto favorevole. Questioni economiche di mezzo, però abbiamo amica deliranti, morte casa, dunque diciamo che al momento non crede nemmeno possibile un'amicizia, dunque per ora non credo che ci sia un ricontatto. Anche più avanti vedi che c'è questa carta qua col dottore e l'omaggio di preziosi, dunque penso che l'occasione per sistemare le cose non andrà tanto a buon fine, cioè questa carta della disgrazia è chiaro che è come se ci fosse una discussione molto forte, forse a causa appunto delle divergenze che andrebbero appianate, ma che nessuno poi ha veramente voglia di appianare. Leggerezza, ladro, giovane fanciulla, mi sa che è meglio se lo dimentichi perché
forse comincia a essere interessato altrove nel prossimo periodo, non subito, però nel prossimo periodo sembra proprio che, non so dirti quando, perché le carte parlano per eventi, la tempistica non è sempre facile da individuare, però considera che si avvicinerà un'altra ragazza, un'altra donna forse più giovane. Domestico, artista, matrice, gran consolazione. In fondo, sì, che sei la donna del cuore e comunque conserverà sempre questo ricordo, ma lui è un po' come dire, si sente un po' superiore rispetto a te. E niente, non vedo un ricontatto qua. Allora, andiamo avanti. Comunque bellissima stesa, hai fatto proprio una radiografia. Grazie. Brava. Allora, vediamo un pochino Daniela. Daniela augura buon Ferragosto a tutti. Stamattina Hilde mi ha scritto un PVT una persona che dice che la Hilde è veramente top. Mi ha detto proprio così, ho detto, vabbè, lo dico sempre. Mi ha detto così in privato. Non ti dico chi è perché non vuole, però mi ha detto così. Brava Hilde. Andiamo avanti. Grazie. Allora, stavamo dicendo, Daniela, che anche lei augura buon Ferragosto a tutti, vuole sapere se Max, 15 agosto 65, ha paura di perderla. Se è almeno un pochino geloso di lei. Lei è appunto Daniela. È Max. 1° aprile del 70. Max, vediamo un po' se questo Max del 65 ha paura di perderla. Penso di sì, Dani. Penso a Daniela. Sì. Penso proprio che se la faccia. Sì. Guarda un po'. È un bel sì corposo deciso, è andato là dritto senza pietà. Se è un pochino geloso, controlla, scusa, vediamo se è geloso. Vediamo se è geloso, perché magari ha paura di perdere, ma non è geloso, è il suo. Vediamo se è geloso. No, non direi che è geloso, proprio ti stima, come si suol dire. Secondo me è più una persona che capisce il valore, sa che non è geloso nel senso che sa quello che vale e quindi non può essere geloso e quindi ha paura di perderti. Sì. La vedrei così più che altro, perché sapete che le gelosie sono un po' delle manie di possessione. Invece nascondono insicurezze e problematiche. Esatto. Invece il fatto di aver paura di perderti è perché capisce il valore, sì. Io la interpreterei. Daniela. Allora, vediamo un pochettino cosa dicono le sibille, se Max ha paura di perderla, se è geloso, vediamo. Fa molto affidamento sul vostro sentimento. Però no, anch'io non vedo gelosia, ha necessità di sapere che tu ci sarai sempre comunque. Comunque è molto sicuro di sé lui, Sì. Allora, andiamo avanti. Rosemary. Allora, lei è Rosaria, 20 febbraio 63 e Franco, 26 settembre 54. C'è crisi, vediamo se superano la crisi. Vediamo se superano la crisi, Beh, una crisi ci sta sempre bene, sei d'accordo? Di una piccola crisettina che passa per strada, lì così, la si prende al volo, poi la si consuma. Però qui è un crisone, direi, una crisalide. Guardate come è cattivo il pendolino. Ma fammi un altro tipo di domanda, perché magari il pendolino dice la crisi no. Fammi una domanda. Non so, vediamo se arrivano a una separazione, non so.
Penso proprio di no, una separazione. No, una separazione no, però vediamo se la crisi c'è, allora. Vediamo se veramente c'è una crisi. La crisi c'è, però la separazione non c'è, quindi è una via e siamo in mezzo al guado. Allora, Ci vogliono la le crisi non viene superata, la separazione non avviene, allora vivrete in quello stato, vediamo. non andate mai a discutere in cucina, perché sennò volano i piatti come gli UFO. Sentite, qui ci vuole una bella stesa completa, corposa, che insomma un attack. Fagli un attack delle tue proprio che Vediamo. col contrasto, via. O una risonanza magnetica, via, qualcosa di leggerino. Va bene, Sei vediamo un bravissima. pochino. Vediamo Perché anche a fra. Ferragosto i nostri amici non ci hanno abbandonato, son qui con noi. Eh sì. Vediamo dunque Rosaria e Franco. Sì, dai, guarda bene, così. Ma secondo te è normale che facciano A il Ferragosto. prato a Ferragosto? Cara, tu vuoi che ti dica, la gente è così, eh? Allora, Digli di collegarsi vediamo. al nostro canale, così dopo Sì, gli passa la voglia ti di passa fare la il voglia, prato. vai. Allora, dunque, ladro, e già questo è un segno che non mi piace mai. Ladro, amatrice, vecchia signora, sacerdote e gelosia. Senti, ma c'è una persona che gira nella vostra casa da anni e devi farci molta attenzione perché non è l'amica che pensi. Mm? Qui gatta ci cova. Eh, Son quelli che vogliono vivere, sai? Quelli lì. Dunque, al momento non vedo cose strane perché fortuna, costanza, vedi dunque la cosa proseguirà. E devo dirti che anche questa crisi di cui parli comunque magari non si supera, perché certe cose non è detto che si superino, però si alleggerisce, perché comunque vedo che andate avanti. Ehm, e ancora avanti finché oserei dire finché morte non vi separi, nel senso che non vedo un qualcosa di che venga a creare un'interruzione. Attenta però, attenta perché questa carta qua è insidiosa, è la carta della morte, perché può parlare anche di qualche lavoro occulto. Non lo so, mi sento di dirti, non vedo un'interruzione, però qualche problemino più avanti potrebbe esserci. Mh. Potrebbe esserci anche qualche problema che può poi portare preoccupazioni rispetto anche all'aspetto economico, materiale. Sì. Dunque non vedo, però vedo che Ehm, vedi c'è l'artista, prigione, pensiero e casa, dunque lui si sente un po' bloccato in questo rapporto, però nello stesso tempo è come se in fondo pensasse sempre a non far mancare nulla a casa, cioè comunque si dà da fare, non è un uomo che se ne frega, ecco, non è un menefreghista. Allora, andiamo avanti, magari ha retto per, per gli impegni presi, ecco, o comunque, vabbè, magari reggete per quello, ecco. Andiamo avanti, c'è Annalisa. Annalisa, sì, il Sì, vuole sapere se c'è un lavoro in arrivo per lei al momento, è ferma dal febbraio, è ferma, scusa, è ferma. E sì, poi lei è nata il 2 febbraio, cioè se perché fosse se ferma fosse dal per febbraio il 76 76 sarebbe insomma, grave, piuttosto altro che grave. Dorian Gray, no, che ti voglio dire. Mamma Okay. mia. Ok, 2 febbraio 76 Annalisa.
Ma qualcosina in vista si vede, qualcosina Mm, che in arrivo sembrerebbe che si smuova qualcosina, Ilde, fai tu una bella stesa delle tue. va bene, allora vediamo per Annalisa. Perché devo dire che la Ilde, per essere qui oggi, non ha mangiato e veramente sta facendo di tutto per resistere ai mostri della fame, perché oggi ha fatto tutta una tirata per via del lavoro, che Sì, insomma è molto richiesta, è molto gettonata, come si diceva una volta quando ero giovane io, no? io ho detto Marietto, non la tiriamo troppo per le lunghe perché devo mangiare. Più o meno mi ha detto così, no? Però No, Ilde, no, ho detto proprio così. Ilde al pubblico piaci, ti cercano, gli piacciono le Sibille Free Life, e Il quindi pubblico vuole bene a te, oggi è qua per te, io ti faccio da contorno. Allora, vediamo un pochino si parlava di eh, cibo, quindi non poteva dire altro, mi fa il da contorno. contorno. Eh, Allora, vediamo se c'è lavoro per Annalisa. Eh sì. Stesa lunga? facciamola un po' strettina, perché tanto un sì, quindi sai, beh, fai Sì, come vuoi. allora va bene, ho girato 9 carte. Diciamo che ci vorrà ancora un po' di tempo perché ti vedo abbastanza giù. È come se ti mancasse il sano opportunismo di saper cogliere al volo certe occasioni, però vedo che qualche cosina, qualche proposta potrebbe arrivare, ehm, o il datore di lavoro o la possibile persona che può offrirti un colloquio, un'opportunità è un uomo molto più grande, oppure stiamo parlando di un ambito legale, qualcosa del genere, di qualche figura professionale che fa consulenze o qualcosa di simile. Oppure stiamo proprio vedendo come effettivamente un po' ultimamente la fortuna ha scarseggiato, però devo dirti che appunto secondo me avrai una buona occasione, eh, arriverà un qualcosa, però non sarà subito un lavoro a tempo indeterminato, perché c'è un lavoro che poi si ferma, cioè io un qualcosa lo vedo, lo vedo o che ha a che fare con i viaggi, o che ha a che fare con le terre lontane, o che ha a che fare con qualcuno, con un professionista che si occupa di un qualcosa, cioè c'è un richiamo, potrebbe essere trasversale fra queste due carte e dunque potrebbe indicare appunto l'opportunità che si venga a creare un'offerta. Cerca di valutare bene anche gli impegni che hai di famiglia, perché potrebbe essere questo la causa per cui una prima offerta non andrà a buon fine. Però Marietto ha già detto che sarà sì e dunque al di là di questi prossimi eventi che vedo sarà comunque un sì. sì, alla fine, certo, è un periodo un po' pesante per tutti, no? Mm, Cioè, bisogna ragionare coi tempi di oggi e non chiaramente coi tempi di 10 anni fa o 15. certo, purtroppo è Sì. così. Ecco, proprio. Andiamo Allora, avanti. abbiamo Rossella, Rossella che chiede se Maria, 16 maggio 99, troverà un lavoro che le piace. sì, certo è una domanda generica, però vediamo, Ah, se Maria, aspetta, 16 maggio 99, Maria. giovanissima. Mm, La vedo un pochettino sulle montagne russe. mm. Beh, diciamo che subito subito sarà un pochettino difficile la cosa che trovi un lavoro che gli piace, La domanda era questa, che Sì, gli piace. Subito subito, Rossella penso che sarà un po' difficile. Sicuramente magari trova qualcosa, ma non è magari sai, non è che ingrana subito. è un periodo in cui ci si deve veramente adattare. Sì, sì, addirittura noi facciamo i maghi. Addirittura,
nelle altre vite facciamo questo Vedi lavoro, cosa ci vedi tocca cosa ci tocca rifarlo. inventarci, ci tocca Ci tocca rifa purtroppo questo karma. Il cosa ci tocca fare come nelle altre vite? è Anche è questa Dio vita. che ci ha fatto così, ci ha fatti nascere così e ce la portiamo dietro questa cosa. Allora, vediamo un pochino. Dunque per Maria si troverà Sì. un lavoro che le piace. Ma tra l'altro è un bellissimo completino oggi, vedo che Sì, ah, ti piace? Te ne sei accorto? sì, perché ho visto la cam che ti prendeva dentro bene e ho guardato il video per la prima volta, diciamo. Infatti per questo ti ho chiesto te ne sei accorto, perché non è che guardi più di tanto. Allora, vediamo un po'. Amatrice, nemico, amante, allegrezza al cuore, donna di servizio. Dunque, probabilmente proprio per un qualcosa che le piace, vedi, per qualcosa per cui possa aver Mh. passione o proprio il suo primo amore, nel senso veramente il lavoro dei suoi sogni, abbiamo qualche problemino. Mh. Però, però abbiamo amante, allegrezza al cuore, donna di servizio. Dunque, in fondo può provare entusiasmo e slancio anche nei confronti di un lavoro meno, magari meno conforme a quello che si aspettava lei o che sognava lei, ma che comunque le darà molto da fare, molti impegni, cioè comunque qualche riconoscimento, qualche cosa di carino avverrà. Sì. Ci sono delle opportunità, deve avere pazienza e un po' adattarsi. Purtroppo magari scopre che qualcosa che non sapeva o che non conosceva poi in realtà poi le piace, chi lo sa. Poi è giovane, ha tutta la vita davanti. Uhm, Boh, può cambiare altre 1000 volte. altro che. Allora abbiamo Marina, Sì, chiede per Lisa, sì, 19 ottobre 2000: riuscirà a trovare un lavoro stabile nel settore sociosanitario? vediamo un po'. Oggi è l'avanzata delle mamme, Eh sì, che fanno vedono bene, anzi, così fate bene. certo, finalmente, cioè io lo capisco benissimo. Un lavoro stabile nel settore sociosanitario. Ma, sembrerebbe che fatichi un po' all'inizio, ma poi Ma alla poi distanza alla distanza guarda il pendolino. Sì, sì, io direi che all'inizio magari qualche scivolatina, però dopo alla distanza imbrocca la porta giusta, eh. eh sì, 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 è brava la nostra Lisa. bene, bene. Allora vediamo anche cosa dicono le Sibylle. Lisa. Allora, avrà forse un primo colloquio un po' strano. Dunque, diciamo che quante carte giro, Marietto? Faccio la Lo schedina. sai che per il lavoro io c'ho sempre il Oro, cuore, lo sai che esatto, per la sempre. gente che cerca lavoro ho sempre sono insomma, non in ansia, però ci tengo che abbiano un aiuto. Allora, diciamo che c'è già stato probabilmente qualche, colloquio, qualche primo dispiacere in questo settore, o forse qualche aspettativa disattesa. Ehm, Ad ogni modo, perché c'è la carta del dispiacere, un incontro, dunque un qualcosa che non è andato come si doveva con un signore che comunque si era reso disponibile o che poteva essere, interessato o che stava cercando, ma non è niente, non c'è stato, un seguito. Mh. Attualmente ci sono delle opportunità se lei vuole, c'è anche, lei comunque, pensa, ha già una visione di come può essere il suo lavoro in questo senso, ma al momento è un po', cioè ci sono delle occasioni ma sembra che non vadano avanti. Abbiamo prigione vedovo, dunque è chiaro che, c'è un fermo nel prossimo periodo. Il cambiamento, questa carta qua che spinge anche
a cercare non proprio dietro casa, forse dovrà viaggiare un po' per trovare la cosa più giusta per lei. Dunque non si deve rassegnare, deve cercare anche a costo di fare qualche chilometro in più, perché probabilmente sarà un po' distante. Comunque è buono, è positivo, cioè troverà un'occasione e riuscirà a mantenerla. Dunque per me l'esito è favorevole. Direi anche con la firma di un contratto che alla lunga si rivela vantaggioso, non subito ma nel tempo. Ok. Benissimo, andiamo avanti. Questa Hilde la dobbiamo spremere finché si può, cari amici. Sì, poi mi farò un flebo per recuperare. Wow. Allora, abbiamo risposto a Marina, abbiamo la domanda di Eleonora. Come andrà tra me e Giacomo? Dunque, Eleonora è il 13 agosto 84, dimmi. Dico allora il sì andrà bene, il no andrà male. Ok, così, perfetto. Sì, ti va sì. bene? Giacomo è del 20 giugno 73. Eleonora, detta così, sembra un successone, Guarda un po', Hilde, dai una sbirciatina, mi sembra quasi un successone questa cosa qua. Un po', tu con le tuo spione. Lo spione, quelle lì quelle ti spiano, raccontano tutto, poi dopo dicono che non c'entrano niente. Sono come quelle latterie di una volta, te le ricordi? Finita la messa, passai davanti alla latteria, ti facevano la radiografia, no? Tu cercavi di scappare perché eri piccolino, per 40 certo che minuti. per parlare di latterie qua, certo, quasi vicino all'anno zero. Mamma mia, non si vede una latteria dagli anni 60 praticamente. Sì. Allora, vediamo un po' tra lei e Giacomo, Eleonora e Giacomo nel prossimo periodo come andrà. Beh, ogni tanto c'è qualche dispiacere, però la costanza dice che la cosa proseguirà. Ho girato 5 carte, va bene? Ma Hilde, lì sentiti libera perché sai che abbiamo tante domande che ti aspettano e Sì, se non è 5 lavoro... carte, dunque la coppia si forma se non si è già formata. Ogni tanto siete un po' distanti per divergenze di opinione, come se non riusciste a capirvi tanto bene quando parlate. Però vedi che il rapporto comunque prosegue e con allegrezza al cuore direi anche che crescerà in modo molto carino, molto bello, con una forma di leggerezza, allegria, comunque bello, qualcosa di piacevole. Ma sì, qualcosina di bello, insomma, no? Mica sempre brutte cose, giusto, Hilde? No, bisogna dire poi qui si vede, quando si vede qualcosa di carino, si dice quello di carino. Sì, esatto. Andiamo avanti, dai. Allora, vuole sapere, questa volta chiede per altri, chiede Giuseppe, 17 gennaio 83, e Marianna, 29 ottobre 83, se ci sarà qualcosa fra loro. Ci sarà qualcosa tra loro. Fra Vediamo. Giuseppe del 17 gennaio 83 e Marianna 29 ottobre 83. Vediamo un po' Se se qualcosa è un po' generico, se il pendolino lo prende alla lettera, non andiamo tanto lontano. Vediamo se ci sarà una relazione tu interpreti sentimentale così tra questa loro. cosa. Va bene, interpretiamo così. E direi che il pendolino alla distanza dice che se sono fiori, Se sono fiori fioriranno. sì, penso Anche se sono proprio, rose. anche se sono rose. Sì. Ha ragione gli stadi. Se sono rose fioriranno. Andiamo avanti. Fammi Sì, una l'abbiamo bella sentita oggi quella canzone là, se non sbaglio. Allora, vediamo un po'. Dunque, Giuseppe e Marianna. sì, Vediamo un dai. pochettino.
Facciamo 5 carte perché vedo che qua Sì, domande no, dobbiamo fare i conti perché se la gente ci segue a Ferragosto vuol dire che il Marietto veneziano veramente ci vogliono bene. Sì, e sì. ci perdonano tutto anche a Ferragosto. Allora, diciamo che parte un po' in salita, abbiamo un taglio un po' particolare. Ehm, sì, ci sarà qualcosa più avanti, un inizio lo vedo, però partiamo al momento delle difficoltà, probabilmente non credono tanto nella possibilità, cioè, come dire, c'è stata una simpatia immediata, perché la prima carta che apre è la carta dell'amore, dunque immediatamente questa simpatia, però ha portato anche qualche preoccupazione, qualche pensiero, forse causato dalla distanza oppure da una situazione molto difficile che tormenta un po', però appunto sembra che vadano a dissiparsi un pochettino gli ostacoli, a crearsi i presupposti per un inizio, ok? E anche un qualcosa di stabile che dunque porta un vantaggio a entrambi. Diciamo che non facilissimo per qualche intoppo, per qualche problema che c'è effettivamente, che magari viene anche un po' ingigantito da una distanza o da qualcosa che tormenta, e poi però c'è l'avvio, diciamo, vero e proprio. Sì. Allora, abbiamo Nadia, vuole sapere se troverà un uomo sincero per un amore. Dice così. Vediamo se la nostra Nadia del 14 14 maggio 51. 21, Mhm. sarà difficile però alla fine. Nadia, sarà un po' complicata la cosina, però alla fine un uomo tosto o che abbia chiaramente esperienza lo troverai, Sì, 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 sì. Però non sarà proprio dietro l'angolo. Mm, 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 mm. Ilde, 5 carte, perché Ok, ci ok. sono tante Vediamo un domande. pochettino. Sì, infatti ho visto, stavo dando uno sguardo alle domande in evase e effettivamente ce ne sono un po'. Allora, vediamo per Nadia se troverà un uomo sincero. Mi sono cadute 3 carte. Io ogni volta che mi cadono 3 carte, cioè 3 carte, o 1 o 2, non importa quante cadano, io le guardo sempre. Dunque, diciamo che abbiamo un dolore di una perdita che ancora insiste probabilmente su Nadia e questa la blocca un po', anche nel lanciarsi in nuove conversazioni. Comunque, proseguiamo, vediamo un pochettino per Nadia se arriva un uomo. Eh sì, ma sì, un incontro ci sarà. Beh, dai, io direi più di così, Fammi un po' vedere. sacerdote, apprezzatore, costante amore e pensiero, dunque sì, avverrà, sarà un uomo un po' freddino, magari non è proprio molto espansivo, quest'uomo qui, sarà anche forse un pelino più grande di te e oserei dire comunque che c'è Sì, la riuscita, starete bene, sì, devi avere un po' di pazienza, vedrai che sarà anche una cosa duratura, non una cosa. Sono contenta per Nadia. sì. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Allora, Diana aveva scritto, perché c'è lei adesso, Sì, mi sembra che abbia commentato, se trovo il suo commento. Sì, Diana vuole sapere, dunque, lei si chiama Diana, sì, 23 giugno 91. Lui si chiama Marco, 7 settembre 85, vuole sì. sapere Se gli scrive. se lui le scrive, sì. Se gli scrive. Fammi vedere un po' perché è arrivato
colpiccioni questa domanda, insomma un pezzo alla volta. Vediamo un po'. Ma per scrivere intendo una lettera o un'email? Che cosa? Ma un messaggio di testo, un Messenger, un WhatsApp. Come sei retro? La latteria, la lettera. Cara Hilde, sono old fashion, Sì, sì, vintage. vintage. Ma sì, macchina a scrivere Olivetti, presente quelle coi tasti che quando cliccavi giù sembrava una mitragliatrice, no? Sì, beh, Allora, alla fine Diana, alla fine, ecco, alla fine non sì, Diana. alla fine Diana sì, sì, alla Metterà fine. tantissimo, a quanto pare. Mi sa che Metterà. quando ti contatterà ci sarà già il non teletrasporto, ma come si dice, quando si parlano da testa a testa, come si chiama? La telepatia. La telepatia perché che Quella anche c'è sempre, in realtà c'è sempre stata e sempre ci sì, sarà, però magari diventeremo più bravi. Avremo qualche tecnologia che ci permetterà, perché noi ormai ci siamo talmente rilassati che abbiamo perso tutti i doni spirituali e le capacità latenti, è tranne vero. quei pochi che si esercitano. Allora, vediamo un po'. È caduta una carta, volete vederla insieme a me? Ta ta ta, messaggero. E dunque, cara Diana, Sì. abbiamo già una conferma, ha voluto proprio dircelo. Vediamo un po'. Al momento ci sono ancora degli ostacolini, eh. Qua ci vuole un po'. Effettivamente non rientra nella stesura, nella stesa che abbiamo fatto. Mi pare che, da quel che vedo, a me negli eventi prossimi vedo che ancora sta pensando se farlo o non farlo, perché vedi che c'è il ladro e la falsità, dunque se mai dovesse farlo non sarebbe neanche una spinta sincera e autentica, però comunque è più che sta cercando di cogliere un'occasione per farlo. Forse vuol dire anche che uno dei due è già impicciato in qualche altra relazione. Dunque, diciamo che c'è questa cosa qua, c'è comunque il pensiero, ma per ora ancora freddezza, non c'è slancio. Al momento io ancora non la vedo, però il marietto ti ha detto di sì, che avverrà dunque più avanti. È sempre che sapete, lei le molte cose che dico non ci crede mica tanto, poi dopo vengono, fa finta di niente, dice di qua, di là, dice ma questo io lo sapevo già, di qua, di là. Allora, senti, è che il pendolino, a differenza delle sibille, il pendolino dice comunque alla fine della fiera come andrà. Le sibille ti raccontano tutta la fiera, capisci? Allora, andiamo Andiamo avanti. avanti, dai. Ok, dunque abbiamo risposto. Andiamo avanti, bla bla bla. Ah, Tam vuole i numeri per il lotto, ma sai, noi. C'è Loredana. Sì? Mi chiamerà in questi giorni lui Michele, nato il 27 marzo 72, Loredana, 19 dicembre 68. Vediamo se Michele la chiama. Chiama Loredana. Mhm. Mm. In questi giorni ci ha pensato, ci ha pensato, ma in questi giorni penso proprio che per pensarci ci ha pensato, ma poi non so, Ed qui ci vuole le sibille perché so che tu puoi Ok, entrare in dettaglio, in queste cose qua. poi mi Magari fai andare a fare pranzo alle 5, vero? devi stare un po' a dieta, lo sai che hai messo su 2-3 chiletti e Io? io lo faccio per il tuo bene e per il bene di chi ci segue, perché sai che Senti, i loro miei ti 3 vogliono chiletti vedere. sono già andati giù. Questo Topolotto, ma dell'acciaio. Topolotto, scusa, ma l'anello che ti ho regalato non lo metti più? Sono arrabbiata con te. Ah, ho capito. Ho capito. Aveva, povero, oh, povero Pussi. Aspetta, l'ho messo, va bene? Era ora, era ora. Ok.
O che non lo diciamo a nessuno, è che resti fra noi due perché non voglio far figuracce. Sì, vuoi mica dire che, insomma. Allora, vediamo se Michele chiamerà Loredana in questi giorni. Vediamo un pochettino. Beh, il taglio era molto possibilista, probabilmente lo farà. Non è detto in questi giorni, ma No, allora beh, guarda, infatti alla lunga lo farà di sicuro, perché al taglio l'ho visto, però per risponderti ai prossimi giorni, temo che se si dovesse far sentire non sarebbero belle notizie. Dunque capisco il dispiacere di questa attesa, però stacca il telefono. no, diciamo che qualche notizia potrebbe arrivare, perché già la prima carta è una carta o di incontro o comunque di qualche notizia che arriva, però ti ripeto, non è una notizia che ti farà tanto piacere, forse perché, non lo so, riguarda una qualche occasione che va perduta, dunque, però più avanti c'è poi la consolazione, dunque diciamo che magari se si fa sentire non si potrà far vedere e ti avviserà per questo, però poi dopo più avanti andrà bene. Ok. Marietto. Nunzia? No, devi resistere. Adesso che hai messo l'anello non puoi abbandonare la Che cos'è l'anello della parte. forza? Cos'è la forza sia con noi? Guardate con noi. Cosa No, fa? scusa, adesso faccio 30, mi lasci di la Nunzia. No, la Va Nunzia non bene. e poi c'è la Allora, Miri. Scusa. va bene, però basta, diamo uno stop. Dopo la Miri, Dopo la Miri proprio non si risponde via non nessuno. rispondiamo, basta, facciamo Va shop. bene. Dai, la Nunzia. Allora, che abbiamo ancora Nunzia. Beh, Sì. Nunzia e Miri, dai, posso resistere. Allora, ciao Ilde, ciao Marietto. Allora, volevo sapere perché Sergio fa tutto fumo e niente arrosto. Adesso, questa è una bellissima domanda. Questa è una Che però bellissima col domanda. sì e il no è un po' dura da Io non rispondere. potevo non rispondere a questa domanda per il semplice fatto che l'ha posta in un modo che non si capisce dove vuole arrivare, no? Però qui ci vuole una stesa completa, perché questo fumo, niente arrosto. E vuol dire che evidentemente le dice delle cose e poi dopo non concretizza, dunque, o che magari sembra, poi di fatto è stringere l'agosto non c'è. Era la caramella che facciamo. tu dici che, ma allora qui ci vuole un circuito di questo stile, guarda un po', nel senso che tipo è, no? Se è un tipo buono per lei oppure... Ecco, intanto tu dai un indizio se Sergio, per Nunzia, se è tutto e fumo vai. niente arrosto. Allora questo Sergio qui vediamo se è tutto fumo niente arrosto. Vediamo un po'. Questo Sergio qui. Beh, più che fumo arrosto è proprio cronicizzato, diciamo. È Vederla così fermo? è un pochettino fermo, decoccio, più che altro, ma qui secondo me le sibille potrebbero, sai, tipo le latterie, no? Che sapevano già cosa avresti fatto, anche che non lo sapevi neanche tu, no? Vai con le Allora, sibille, va. praticamente il quadrante ci ha già detto che Sergio è fermo, dunque Un pochino fermo, sì. di base tutti i movimenti che fa sono È come un'aragosta. se è fermo vuol dire che se dice delle cose in realtà è fermo, non è veramente. Però guardiamo cosa dicono le sibille. Vediamo, le sibille mi fido di più. Vediamo cosa, perché Sergio fa così. Vediamo perché. Ecco, chiediamo alle sibille perché Sergio fa così. Esatto. Perché Sergio fa così? Ma c'è un'altra persona nella vita di Sergio? Perché, mm, allora, al taglio era venuto la matrice e messaggero, questi due qua. Sì. E poi qui abbiamo appunto
Abbiamo invece dottore, superbia, pensiero, denaro, sospiri. Sembra che lui stia cercando di sistemare delle cosine e che stia pensando, ma in realtà lo vedo tormentato, un po'. Ha dei moti d'orgoglio e dunque ha un carattere piuttosto orgoglioso e non vuole aiuto da nessuno e dunque non vuole che nessuno neanche gli dica cosa deve o non deve fare. Probabilmente può essere, Nunzia, che non voglia sentirsi dire da te quello che deve fare. Vuole avere il suo tempo per pensare. E poi comunque ci sono delle questioni economiche che lo tengono lontano. Per questo ti ho chiesto se aveva già un'altra cosa, perché non so se magari deve definire delle situazioni proprio a livello materiale, pragmatico, da un'altra parte. Dunque diciamo che per ora è fermo perché evidentemente non ha una soluzione a portata di mano per concretizzare veramente. Boh. Andiamo avanti e qui facciamo Andiamo Miri, sì. Sì, esatto, l'ultima. Allora, Miri dice: non riesco davvero a rassegnarmi, non sono mai stata così con nessuno, me ne sono sempre fregata, con lui non riesco. Ha davvero un'altra donna, devo rassegnarmi? Miriana, 6 febbraio 96 e lui si chiama Luigi, 14 settembre 89. Allora, vediamo se ha un'altra donna. Ecco, vediamo se c'è in giro qualcun altro. E qualcosina, insomma, lì così sembra, Sembra una cosa un pochettino anche importante. Hai visto il pendolino come è andato là deciso? Senza. Sembra proprio che. Sai, Miri, lo so, ma la vita è ancora lunga. È giovanissimo. Non hai idea, io ho trovato l'amore della mia vita a 40 rotti, dunque non voglio dire che devi aspettare Sì? 20 anni. Che Poi tu guarda che sono geloso. No, se dici così sono geloso. No. tappati le orecchie, tappati le orecchie. Allora, dunque bisogna avere pazienza. Se adesso lui ti sembra il top, ne incontri un altro paio Vedrai quando incontrerai e non li Marietta. porti più. Ehi! Adesso mi hai girato la cosa a me. Sto scherzando. Nostra figlia può essere. Stai Oh, ma no, scherzando. sto scherzando, guarda che la ma secondo te ci stanno ascoltando? No, perché Ma vorrei essere indiscreto. allora, non lo so, siamo in diretta, vedi tu, prima o poi qualcuno la sente questa cosa. Allora, vediamo Miriana, vediamo se Dai. dunque se deve rassegnarsi, va. Mirana, forse meglio, va. Sì, anche perché non stai dando spazio a qualche altra bella cosa di arrivare. Esatto, l'anima gemella, sì. Allora, io il taglio ho visto messaggero conversazione, dunque niente, lo vedi che non c'è storia qua? Sì, guarda lì che carte. Guarda qua. Lascia stare. Sì, molla l'osso, va, che c'è solo No. da guadagnare. Guarda falsità. Il rapporto è già interrotto, è già nato, non pensare che avesse chissà che profondità. Magari a un certo punto è sembrato anche, è nato un po' così, è diventato un po' più forte e poi trucco. Tra l'altro penso una decisione improvvisa che abbia preso lui, nemmeno una cosa che. E non ti ha neanche detto tutta la verità. Tu non digli niente, perché sennò no. Vai oltre, ascolta i vecchietti, perché per Ascolta lei Hilde, prima mi dicevi solo il vecchietto che lo dici tu, adesso ti sei messa anche tu, questa scusa, frase. per lei sono Sì. sicuramente molto più grande. Io ho Sì, tipo 20 rotti anni più di lei. Perciò. certo. Bene, io Hilde penso che abbiamo detto tutto, se vuoi magari Posso mangiare? Posso mangiare? no, beh, se puoi in un certo senso
Sì. Per rinfrescare la memoria per chi vedrà, perché questo video lo Certo. vedranno 150 persone, più o meno 180, no? Allora, intanto ti ricordiamo che il prossimo appuntamento è sul mio canale YouTube lunedì sera alle 21:30 e torneremo col Marietto mercoledì alle 20:30. Dunque Sì. sempre qui su questo canale 20:30, l'appuntamento con la diretta del Marietto veneziano e se vuole ce l'hai. Ah sì, va, Allora, va. detto Dovrei fare un sondaggio, sai come ci sono su Face, volete la Ilda, non certo. volete? Vabbè, va, prendiamo con noi tanto per via. Su, 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 su. Va bene? Fa scena. Cucinali. O fa scema, non lo so. Allora, va bene, comunque vi ricordiamo appunto i prossimi appuntamenti, come abbiamo detto, lunedì, mercoledì e poi di nuovo venerdì, stesso orario del lunedì alle 21:30 sul mio canale YouTube e poi sabato pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque, siamo qui per voi, se volete comunque un approfondimento in privato potete contattarci, un appuntamento con noi dura circa 45-50 minuti e ha il costo di 20 euro, dunque potete prenotare il vostro consulto al numero di telefono che trovate in sovraimpressione, il Marietto potete contattarlo, anche lui su WhatsApp non ha messo il suo numero, No, mannaggia. no, no, dovete contattare la IL perché mi ha detto sta scaldando i motori. Bene, cari amici, Va bene. ci sentiamo come ha Ci detto la sentiamo IL. dunque alla prossima. Vi E auguriamo anche nei nostri una gruppi buona Facebook. festa. Esatto, ci troviamo appunto sui soliti gruppi Oh, Facebook. Sì, sì, ormai li conoscono, li conoscono. e non chiedete di togliermi la mascherina. Ok, va bene. Va bene, a presto e ancora buon Ferragosto a tutti. Alla prossima. Ciao.